Oggi scopriamo lei, la friggitrice ad aria super compatta che promette di rivoluzionare il tuo modo di cucinare. Disponibile in diverse colorazioni. Non fatevi ingannare dalle dimensioni, questa piccola potenza ha una marcia in più. Nonostante il design snello, lo scomparto principale è perfetto per cene per 2 o 3 persone e anche abbastanza generose. La potete utilizzare con 2 comodi cestelli in vetro, quella più grande da quasi 6 litri e poi una più piccolina magari per fare un contorno. Grazie al display digitale e alla manopola centrale, regolare tempo e temperatura è un gioco da ragazzi, per risultati sempre perfetti. Ma adesso mettiamola subito alla prova con un classico pollo e patate. Sistemo il pollo già marinato e le patate all'interno della teglia in vetro e avvio la cottura. 200 gradi per circa 20 minuti. Guardate qui, il pollo è super succoso all'interno e ha una pelle croccante e dorata. E le patate sono altresì perfette. Ma c'è un dettaglio che adoro: se vi avanza qualcosa non dovete nemmeno cambiare contenitore. Basta applicare l'apposito coperchio direttamente sulla teglia. E potete riporre tutto in frigo. Comodità e meno piatti da lavare. Con questa piccola friggitrice otterrete grandi risultati. E con il suo cestello in vetro e quindi atossico la consiglio veramente a tutti.